essere. Ancora 2 casi di virus West Nile nel veneziano Mira e Pianiga. Dopo i 5 registrati in Polesine e Allarme in Veneto, i comuni procederanno con la disinfestazione contro le zanzare. Riforma della legittima difesa. Franco Virolo, il tabaccaio di Correzzola che uccise il ladro assieme all'orafo Zancane e al benzinaio Stacchio, verranno ascoltati al Senato. Decreto dignità, scontro durissimo, industriali Lega dopo l'attacco degli imprenditori al Carroccio. Per 2 barconi in meno svendete l'azienda, replica il segretario da Re, pensate solo ai soldi, ma sarà cambiato. Ok al piano di interventi del sindaco di Venezia Brugnaro, che nei prossimi anni potrebbero caratterizzare lagune e terraferma. Ogni pratica sarà vagliata dal Consiglio, previsti oltre 1000 posti di lavoro. Aveva appena prelevato 150 euro con il bancomat, 17enne di Bassano rapinato da 3 individui che l'avevano minacciato con una pistola elettrica. Centro sociale Giango contro il sindaco di Treviso, Conte, blitz dei giovani in Riviera Margherita imbrattata con vernice bianca, polemica in città. Incredibile sorpresa per i biologi dell'ARPAV impegnati nel monitoraggio delle acque al largo di Pellestrina. Una ventina di delfini si sono avvicinati e hanno seguito l'imbarcazione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e cominciamo dunque, come avete sentito, da quella che sembra avere ormai i contorni di una epidemia, di un'emergenza per quanto riguarda il virus West Nile in tutta la regione. Ora colpito anche il veneziano, ci sono 2 nuovi casi in giornata, le piogge continue e l'erba alta portano certo alla proliferazione delle zanzare. L'epidemia da virus del Nilo colpisce anche il veneziano e i casi in regione crescono di ora in ora. Altri 2 contagi, uno a Mira e l'altro a Mellaredo di Pianiga, portano a 7 il totale di quelli segnalati e trattati sino ad ora. La trasmissione del West Nile, ad opera delle zanzare, causando febbre altissime, ha colpito un 50enne veneziano ora ricoverato a Padova. A Mellaredo è già stato confermato come nelle prossime ore partirà la disinfestazione. Così come dovrebbe accadere a Mira dopo i 5 casi del Rodigino. La situazione è monitorata, fanno sapere dal comune della Riviera. L'assessore all'ambiente ha attivato il protocollo per la disinfestazione, cui si vorrebbe aggiungere un'azione di informazione alla cittadinanza. Le continue piogge serali in questi giorni, il gran caldo di giorno con l'aggiunta di prati e aiuole che nei comuni veneti con sempre maggiore difficoltà vengono sfalciati, sono il mix perfetto per la proliferazione delle zanzare e l'aumento dei contagi. La comune Culex, che però può trasmettere il virus particolarmente debilitante per le alti febbri che causa. L'ULS 3, Serenissima, ha confermato il caso di un maschio italiano, altro non si sa, colpito dal West Nile le scorse ore nel Mirese, un cittadino ora ricoverato. Nell'80% degli episodi le infezioni decorrono senza problemi, ma ci sono casi di gravi patologie in cui il virus può scatenare complicazioni neurologiche come meningite o encefalite. Franco Birò in Senato, il tabaccaio di Civeri Correzzola che sparò, ricorderete, uccise il ladro che aveva sorpreso a rubare nel suo negozio in piena notte nell'aprile 2012, verrà ascoltato nelle prossime settimane dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama che sta lavorando alla riforma dell'Istituto della Legittima Difesa. Oltre a Birolo verranno sentiti anche l'orafo Robertino Zancane, il benzinaio di Ponte di Nanto Vicenza e Graziano Stacchio. La commissione è presieduta dal senatore padovano Andrea Ostellari. La volontà è di difendere le vittime ed evitare che chi risponde a un'offesa violenta e attuale debba subire il dramma di estenuanti e costosi processi. Ora le polemiche sulle nuove norme legate al mondo del lavoro, tempo determinato, e sulle indennità che verranno fissate con il decreto dignità, una norma contestata, ricorderete, dal mondo produttivo del Veneto, gli industriali subito qualche settimana fa, con posizioni però diverse tra industriali e artigiani. Intanto dalla Lega la conferma, finché non si trova la quadra il decreto non arriverà alla Camera. Abbiamo detto a chiare lettere che questo decreto dignità è molto penalizzante per il nostro territorio, per la nostra economia e per la stessa industria del Veneto. Per questo è stato spostato una settimana più avanti, contiamo di raddrizzare le cose in commissione perché in commissione si cambiano le cose. Mette un punto fermo il segretario della Liga Veneta sulla posizione della Lega rispetto al decreto dignità, confermando quello che la politica deve fare, trovare la giusta mediazione tra i diversi punti di vista.
E c'è da credere che, finché non si arriverà a soluzioni condivise, difficilmente Roma varerà il decreto dignità. Tra l'altro tenendo conto non solo degli industriali, ma anche delle piccole imprese, ad iniziare dagli artigiani, vera spina dorsale dell'economia trevigiana e veneta, che dei contratti a tempo determinato fa davvero poco uso. Da noi abbiamo il 90% di assunti a tempo indeterminato, perché sul nostro sistema abbiamo il problema di fidelizzarlo, il dipendente, perché quando ha imparato un lavoro uno deve tenerselo, non può pensare che vada via. Artigiani che suggeriscono alla Lega di puntare più alla stabilità che alla continua variazione delle leggi e soprattutto chiedono di combattere quelle che definiscono ideologie ottocentesche. È l'approccio ideologico, perché tu vai a rafforzare alcune questioni. Prendiamo per esempio la questione dei 3 da 6 mesi di indennità, cioè questo è contro il mercato, perché rigidità in uscita vuol dire anche rigidità in entrata, perché se io ho una possibilità di flessibilità in uscita è chiaro che vado più verso il tempo indeterminato piuttosto che quello verso il determinato. Se abbiamo superato un referendum sull'articolo 18 non possiamo ogni volta riprenderlo. Intanto dalla Lega la conferma sulla reintroduzione dei voucher con un meccanismo semplice ma che farà emergere il lavoro nero. Certo i voucher non possono essere una forma di lavoro diciamo stabile, noi pensiamo che il lavoro deve essere un'altra cosa, però ci sono lavori stagionali che vanno compensati proprio con questa forma di retribuzione. Tutte norme verso un concetto comune tra mondo politico e produttivo che per Lega e artigiani deve essere questo. Non dobbiamo più ragionare con l'approccio dell'800 e del 900 della lotta a capitale e lavoro, non regge più sta cosa qua, perché se un'impresa va bene sta bene il dipendente e se un dipendente viene pagato bene rende di più nel lavoro. Avevamo anticipato nelle scorse settimane, non sarà un weekend da bollino nero nella nostra regione, ma rosso, primo weekend di esodo per possibili criticità dovute al traffico intenso sulle tratte autostradali gestite da CAV. Vi diciamo A4 Padova Est Venezia, passante di Mestre a 57 tangenziale di Mestre. Secondo le previsioni il traffico che nel fine settimana si riverserà sulla direttrice Milano-Trieste della A4 per effetto dell'esodo vacanziero sarà superiore di circa il 35% rispetto a quello di un fine settimana medio annuale, con massima concentrazione nella giornata di sabato. Giornate da bollino rosso, dicevamo, saranno domani e sabato 28 luglio in entrambe le carreggiate, dove potranno verificarsi incolonnamenti, in particolare alla stazione di Padova Est, nel tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57, domenica 29 luglio giornata da bollino giallo, mentre lunedì 30 gli ultimi rientri del fine settimana uniti alla ripresa del traffico feriale. Dunque sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti, questo è importante, domani dalle ore 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Ora a Vicenza il crack di Popolare di Vicenza, oggi il sindaco Francesco Rucco ha presentato una relazione che certifica i danni patiti dai cittadini, sono numeri incredibili. Il crack delle banche popolari in Veneto ha aperto una voragine da 5 miliardi di euro, una cifra colossale che vale il 3,4% del PIL regionale. Non poco, un buco enorme che per il 44%, quindi poco meno della metà, riguarda la provincia di Vicenza. Chi lo ha detto? Il comune di Vicenza, dati controfirmati dal sindaco Francesco Rucco e da ben 2 assessori, quello alla trasparenza, Isabella Dotto, e quello alla famiglia, Silvia Maino, che hanno realizzato questa relazione sull'impatto socio-economico della crisi di BPV e di Veneto Banca. Abbiamo fatto questo lavoro perché ci siamo impegnati in campagna elettorale a mettere in atto tutta una serie di azioni a sostegno del nostro territorio dopo il crack delle banche venete e abbiamo lavorato di concerto con la commissione d'inchiesta regionale che ci ha chiesto una relazione specifica su Vicenza. Questa relazione poi con la relazione della commissione d'inchiesta una volta chiusa verrà trasferita a Roma e con un'azione di sindacato con i parlamentari veneti, i consiglieri regionali lavoreremo sull'aumento del fondo di ristoro dei danni. Il crack BPV è stata una voragine che ha inghiottito i risparmi di ben 39.000 soci. A pioggia ci sono state ricadute sull'intero comune di Vicenza perché le 34.000 famiglie coinvolte hanno perso casa, non hanno più potuto permettersi una badante per i nonni o una babysitter per i figli. Il quadro purtroppo è molto chiaro, è stata disaggregata completamente la struttura l'impianto stesso del Veneto, a partire dalle famiglie che perdono le case, a partire dai figli che non hanno più lavoro, a partire dalle imprese, delle piccole imprese, come dicevo prima, quelle inferiori a €1 milione
loro che chiudono e degli anziani che si va verso una società, no? Di persone sempre più anziane che avranno delle esigenze sempre maggiori e alle quali dovremo dare delle risposte. I vicentini sono un popolo che ha una dignità e non si rivolge ai servizi sociali per chiedere un aiuto, devono invece rivolgersi. Questo non vuol dire che possiamo dare risposte a tutti, perché anche noi abbiamo limitazioni di fondi, però se possiamo mettere delle risorse a destinazione di questo sostegno lo faremo sicuramente. Audizione in commissione oggi per il ministro veneto alla famiglia Lorenzo Fontana e con gli intenti un fermo no al riconoscimento delle famiglie gay, opposizione alla maternità surrogata anche se fatta all'estero, sostegno alla genitorialità eterosessuale. Sentiamolo. Ministro, oggi audizione in commissione alla Camera dei Deputati, lei ha preso una ferma posizione sulla maternità surrogata. Ma sì, qui parliamo della maternità surrogata, quindi dell'utero in affitto, che è una pratica che in Italia è vietata, che viene fatta da alcuni cittadini all'estero e che noi vogliamo vietare, soprattutto perché riteniamo che ci sia un passaggio fondamentale, che è quello della dignità della donna e del bambino, che purtroppo con questa pratica vengono a essere considerati dei meri oggetti. Ora il megapiano di Luigi Brugnaro a Venezia per laguna e terraferma, 800 milioni di investimento e, dice lui, potrebbero portare 1000 posti di lavoro in più. Abbiamo avviato il procedimento per 110 proposte di investimenti a seguito del piano di investimenti. Queste 110 proposte che sono già state confezionate con degli schemi, diciamo in qualche modo, che hanno reso compatibile tra una e l'altra la proposta per essere in qualche modo analizzate. Sono proposte che hanno la loro fattibilità economica, danno adito a investimenti nel totale per 800 milioni di euro e portano, se fossero realizzate tutte, circa 1300 posti di lavoro. Sono questi i numeri principali del piano di interventi approvato dalla Giunta di Venezia, che apre le porte a 110 proposte edilizie considerate prioritarie, ma da vagliare secondo precisi criteri guida. Devono essere progetti di investimento che vadano a colpire l'idea del lavoro, e per cui noi chiediamo quanti posti di lavoro, che ricadute economiche, se vuoi anche indirette, può avere questo significato, e che tipo di impatto ha sul recupero della città. Vuol dire recupero sociale, residenziale, di sicurezza. Abbiamo ascoltato il territorio, perché se l'amministrazione pensa di pianificare per poi non vedere poi realizzato quello che è pianificato, diventa un insuccesso. Prima di questo piano degli interventi comunque la città ha i suoi strumenti urbanistici, come le sue convenzioni urbanistici, come i suoi cantieri aperti, e chi gira per la nostra città vede anche che ci sono ad oggi molti cantieri abbandonati che sono l'espressione di quello che si è subito durante la crisi economica. Ora bisogna uscire da quella crisi e bisogna rilanciare il territorio. A fare la parte del leone alla terraferma potrebbero infatti sorgere nuove torri in zona stazione e in via Forte Marghera a utilizzo residenziale. Tra i progetti, 587 quelli pervenuti in totale, che catalizzano l'attenzione, c'è una possibile mini rivoluzione nella zona del Retro Giudecca, con la sistemazione dell'area delle remiere e l'intenzione di Veritas di posizionare un tubo in pressione per il trasporto di rifiuti in deposito senza l'utilizzo di barche. E poi un altro progetto che attende da anni una soluzione, che è quello dell'area del PP1 a Padova. La stazione potrebbe essere bonificata e in via provvisoria il Comune pensa di realizzare lì un parcheggio. Il PP1, l'immensa area abbandonata, 28.000 metri quadrati a due passi dalla stazione, ma anche dalla cappella degli Scrovegni, è una sorta di buco nero per la città. Un buco nero in cui sono spariti milioni di euro delle società che hanno cercato negli anni di costruire qualcosa senza successo. Un buco nero in cui sbandati, spacciatori e tossicodipendenti trascorrono le loro giornate tra rifiuti e abbandono. Tra proclami e promesse di tutte le ultime amministrazioni, l'ultimo anno, dall'elezione del sindaco Giordani, è trascorso senza che la situazione si sbloccasse. Ora la Giunta promette di intervenire, il Tribunale sta sbloccando l'area, i proprietari iniziano a pensare al futuro, nel frattempo il sindaco si assume le responsabilità del recente passato. Ho delle colpe gravissime, non c'è niente da fare. Io pensavo un anno fa di risolvere il problema, non l'ho risolto, ma è colpa mia, non di qualche altro. Colpa mia perché non sapevo come andavano le cose, un po' alla volta mi rendo conto come siamo complicati come amministrazione pubblica.
Per cui, però non lo molliamo, questa è la differenza. Col cavolo che l'amministrazione molla, secondo me, sono troppo importanti per la città. In quest'area potrebbero sorgere subito un parcheggio e un parco, il pericolo è che la parola temporaneamente o in via provvisoria diventi per sempre, qui però dipende dalla volontà dei privati. Forse può diventare un parcheggio, almeno la parte ovest, mentre per l'altra parte sono delle idee, bisogna rivitalizzare, ma questo è in provvisorio finché la società parte quei lavori, ci vorrà 6 mesi, 10 mesi, non lo so. Ora sentite questa, candidamente abbandonato un vano portaoggetti all'ingresso di Palazzo Ducale, un tirapugni e un coltello. All'uscita il 16enne ungherese ha trovato i carabinieri. Non c'è pace per il Palazzo Ducale dopo la rapina del secolo con fumogeni e lo shock dell'intera piazza San Marco, ora è la volta del turista armato di tirapugni. Protagonista un 16enne ungherese armato di coltello e tirapugni nello zaino e che, sapendo di doverli depositare all'ingresso, era convinto di poterli ritirare indenni all'uscita. La vigilanza però intanto, è accaduto ieri pomeriggio, aveva avvertito le pattuglie del nucleo natanti in Borghese e così, dopo la visita, il giovane, in vacanza a Venezia per qualche giorno, ha trovato i carabinieri che lo hanno accompagnato in visita, questa volta al comando di San Zaccaria, per accertamenti e la denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Armi sequestrate e il giovane è stato affidato ai genitori, rintracciati mentre stavano visitando un altro museo in centro storico. Ora andiamo a Treviso, datemi conferma se è pronto il servizio, eccolo qua, lo vedo per quel che è successo questa mattina, convocata la conferenza stampa dei ragazzi del centro sociale Django per rispondere alle prime iniziative in campo di sicurezza e non solo del sindaco Conte. A un certo punto è successo questo e in città si è scatenata la polemica. Una provocazione che lascerà il segno nel vero senso della parola, perché queste scritte sull'asfalto della passeggiata di Riviera Margherita forse col tempo si estingeranno, ma comunque saranno ricordate come il primo vero segno di ostilità del centro sociale Django verso il sindaco Mario Conte e il governo di Cassugana. No spaccio, no mafia, no razzismo, come risposta alle retate ordinate dal sindaco in questi luoghi e che secondo gli attivisti non servono a nulla. E l'attacco che di fatto l'amministrazione comunale sta facendo nei confronti dei richiedenti asilo. Abbiamo scritto per terra no spaccio, no mafia, no razzismo, perché per noi serve una battaglia contro lo spaccio che è di fatto il modo in cui le narcomafie si inseriscono nelle nostre città, però non deve essere fatta sulla pelle dei migranti, non deve essere fatta sulla pelle di chi vive in condizioni di marginalità. Quasi uno schiaffo all'attuale amministrazione che ha subito innescato le inevitabili reazioni con comunicati ufficiali e commenti sui social. E tutti chiedono che chi ha imbrattato risponda non solo davanti alla legge, ma venga obbligato a ripulire personalmente e che da questa azione parta anche un intervento deciso nei confronti dell'occupazione alla caserma Piave. Loro non arretrano, anzi si mettono in posa per i fotografi, dimostrando che ci mettono la faccia pur di portare avanti quella che ritengono la loro soluzione al problema. E proponiamo dei programmi di inclusione, proponiamo dei programmi di riduzione del danno e programmi di informazione nelle scuole, proponiamo dei programmi che vadano a smantellare la caserma Serena ma attraverso un'accoglienza diffusa. Qualche istante di pubblicità, poi altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, il taser, la pistola elettrica, qualcuno ha già iniziato ad applicarla ma è per le rapine. Grumolo delle badesse, va a prelevare ma viene circondato da 3 sconosciuti. Sono armati di taser, pistola elettrica capace di stordire e di immobilizzare totalmente la vittima. Minacciano di usarlo contro di lui, un 17enne di Bassano, se non gli consegna immediatamente tutti i soldi appena prelevati. Sono 150 euro, i malviventi glieli strappano di mano e fuggono a bordo di un'auto di cui il giovane non è in grado di riconoscere né il modello né la targa. Ora toccherà ai carabinieri del nucleo operativo di Vicenza riuscire a risalire alla gang armata di taser. Bisogna fermarli perché potrebbero colpire ancora. Colpisce ancora lo sciopero invece Ryanair, sapete, ieri e oggi, ma non è l'unico problema riscontrato nelle scorse ore. Altra giornata di mobilitazione per la Ryanair. All'aeroporto Canova si respira un clima di preoccupazione fra i passeggeri che, nasi all'insù, continuano a guardare il tabellone sperando di non vedere cambiamenti. 10 minuti di ritardo al momento stimati. Ma avete paura che per caso non parta? Abbiamo paura, certo, sì. A vedere dalle previsioni.
Classici 10 minuti di ritardo, niente di che. Non hai paura che te lo annullino? Assolutamente no, guai a loro, è un anno che aspetto. Ma c'è anche chi, per non rischiare troppo, ha deciso di trovare il fatidico piano B. Ho già programmato che se il volo non parte me ne torno a Trieste, prendo la macchina e arrivo fino a Bruxelles in macchina, perché non ho intenzione di rinunciare a 2 settimane in Africa perché Ryanair sciopera. A complicare una situazione a dir poco delicata anche problemi tecnici ad un aereo, risultato i passeggeri sono rimasti a terra. Sì, ieri alle 9:30 l'hanno spostato, era in ritardo e poi l'hanno annullato. Siete qua della zona comunque? Quindi... Io sono di Verona, però sono stati gentilissimi, ci hanno offerto una stanza ad albergo. E quindi oggi contate di partire comunque? Sì, speriamo di sì. Sì, purtroppo avevo da lavorare anche ieri notte e purtroppo questo volo mi ha dato un po' di disagi e quindi hanno risolto più o meno dicendo che oggi abbiamo il volo. Per chi è rimasto a terra ci potrebbe essere la possibilità di un risarcimento. Abbiamo attivato una task force di legali per fornire assistenza ai cittadini che stanno vivendo in queste ore disagi negli aeroporti italiani a causa della cancellazione dei voli, ha annunciato il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Tutto sommato però rispetto alle previsioni il caos preannunciato a Treviso non si è verificato. Disagi sì ma contenuti ed intanto i passeggeri incrociano le dita. Scioperi a parte, i ritardi dicono ormai sono all'ordine del giorno. Guardate ora queste immagini, un avvistamento eccezionale, quello effettuato dagli esperti dell'ARPAV, impegnati nella campagna annuale di monitoraggio delle acque davanti alla costa dell'isola di Pellestrina. Un gruppo di una ventina di delfini è stato infatti avvicinato dall'imbarcazione degli studiosi martedì scorso, 12 miglia al largo dell'isola. I delfini, per nulla impauriti, si sono avvicinati e per un tratto hanno accompagnato l'imbarcazione e il suo equipaggio. Si tratta di uno dei vari branchi divenuti stanziali in Alto Adriatico. I cetacei in questo periodo dell'anno stanno ingrassando in vista dell'arrivo dei cuccioli. La grande presenza di seppi e sardine, unita a quella dei molluschi, rende le acque dell'Alto Adriatico una vera e propria nursery per i delfini. Adesso li vedrete, li avete visti in queste immagini. Domani sarà una serata davvero speciale, sarà possibile assistere alle varie fasi dell'eclissi totale della Luna dopo il tramonto del Sole, già dalle prime ore di buio. Potremo anche osservare alcuni importanti pianeti del nostro sistema solare, il gigante Giove, Saturno con i suoi anelli, il pianeta Marte con la sua caratteristica superficie rossastra. Come spiegano gli astronomi del planetario di Venezia, l'eclissi si verifica quando la Luna viene a trovarsi nel cono d'ombra proiettato nello spazio dalla Terra illuminata dal Sole. Esiste anche una zona di penombra dove il transito della Luna non è visibile a occhio nudo. La visibilità dell'eclissi a occhio nudo inizierà a Venezia alle 20:23, quando il disco della Luna farà il suo ingresso nell'ombra della Terra. Alle 21:30 circa la Luna risulterà del tutto oscurata. Dicevamo prima delle tante zanzare dovute anche a queste piogge quasi quotidiane, trombe d'aria e temporali violenti. Il Veneto nel 2017 ha raggiunto un triste primato. Temporali, grandinate e trombe d'aria, fenomeni che in Veneto negli ultimi tempi hanno creato grossi disagi ma anche tanti danni. Sì, c'è da ricordare un fatto anche abbastanza preoccupante, critico, che nel 2017 gli effetti di instabilità più frequenti, diciamo la regione più colpita da questi effetti di instabilità anche intensi che hanno provocato danni, è stato proprio il Veneto, quindi siamo la prima regione più colpita da questi cambiamenti climatici. Estati anomale come questa, dove al grande caldo si alternano serate da incubo con forti temporali, raffiche di vento e piogge torrenziali, vere e proprie tempeste che hanno messo in ginocchio comuni interi. E molte sono le amministrazioni che hanno dovuto chiedere lo stato di calamità naturale. Ma la brutta notizia è che questi fenomeni non ci lasceranno. E ci dovremmo abituare, perché proprio gli effetti del cambiamento climatico, al di là dell'aumento graduale della temperatura, sono questi fenomeni di instabilità che sono sempre più frequenti, quindi intensi, e soprattutto ai temporali, che sono anche un effetto del bel tempo in certi casi, però proprio per questi cambiamenti diventano sempre più intensi e si associa una caduta
caduta, una precipitazione abbondantissima, quindi abbiamo che addirittura in 1 ora, in 2 ore, in 3 ore cade una quantità di acqua, di pioggia, pari a quella che normalmente cadrebbe magari in un mese e mezzo. Intanto guidiamoci il caldo ed il sole, almeno per i prossimi giorni, spiega Iannicelli. Temperature con valori molto alti, oltre 30 gradi. Ma per non farci dimenticare il maltempo, i primi di agosto potranno esserci altri temporali. Ma poi tornerà a splendere il sole. Insomma, dovremo abituarci a queste estati davvero pazze. È tutto, resta il tempo di ricordarvi che c'è 20:10, anche questa sera sui temi di attualità, il Vade Retro Salvini, la copertina di Famiglia Cristiana e poi molto altro, con Nicola Finco della Lega e Stefano Pelloni del Partito Democratico. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.